Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Mick Schumacher si posiziona in pole position, accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Quindi il resto della griglia: Bottas, Ricciardo, Charles Leclerc e Hamilton. Sainz, l'uomo della Bella pista, raga, soprattutto il Russell, comando veneziano, Bianchi, siamo Piastri. ottavi, non c'è neanche in Spagna. Non so, c'è una differenza tra le prove, non so che tieni prove libere a volo Abbiamo qualche punto e in dopo classifica. cazzeggio. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Sì, teniamo questa. Teniamo questo, però non so cosa dire, la stagione è nata male e niente, non carburiamo, non riusciamo, abbiamo fatto molto meglio l'altro anno, per il momento, cioè, vabbè, non so sinceramente il perché, però adesso devo fare veramente una gara a tutta, perché minimo un altro podio devo farlo in Catalogna, se no so cazzi veramente importanti. Vai raga, attacchiamo subito e portiamola a casa. Questa è una gara iper favorevole, pensate, siamo ottavi con la miglior macchina. Inspiegabili i problemi di Veneziano. Il come si è buttato bene. Meglio di così non potevo fare. Attenzione, no, zio Ken. Adesso vediamo se scappano via subito. Sono proprio curioso di capire. Mick comunque è devastante. Abbiamo creato il pilota perfetto, raga. Mick sta pompando come un disgraziato. Grazie, caro. Dai che Max lo possiamo superare, Max. Non devo perdere troppo. E che Mick se ne sta già andando, raga. Devastante Mick. Hai mai pensato a un inizio così di mondiale? Che dura, Fioi, che dura. Dura e dir poco, veramente. E Mick ha un po' rotto i maroni, Mick. Attenzione. Sì, taglio curva quasi morivo. Cioè, boh, va bene. Secondo me hanno aumentato la difficoltà di base comunque, perché io tutti i test li avevo fatti tranquillamente a 95. Non capisco sinceramente. Secondo me hanno aumentato la difficoltà. Va bene, ce ne sbattiamo le balle, voglio vincere così. Che stiamo perdendo dai primi tre. Stiamo già perdendo qualcosa. Poi che noi nella prima parte sempre non andiamo bene, anche l'altro anno. Che proprio sento la macchina non va come dico io, ragazzi. Cioè, proprio faccio fatica a stare in pista. Per quello perdo tanto. Addirittura, ciao. Anche nei rettilini perdo, dai. Per cortesia. Se ne stanno andando i primi tre purtroppo. È che le qualifiche sbaglio. Riesco a fare una qualifica decente, Fioi. Cioè, una qualifica decente con un po' di monoposto. La Commenda GP vola. Cioè, non capisco i problemi. Siamo già a 2-8 da Verstappen, dai. Cioè, per cortesia. No, proprio fuga pura. Devo veramente inventarmi qualcosa. Se no, non la vedo bene per noi, sto mondiale.
È vero che siamo ancora tutti vicini, ma se Mick vince anche questa, vabbè, niente, sta curva oggi non viene, porco Diaz, devo stare calmo. Preparati a un calo della potenza. Ma che il motore non ha problemi. Avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. L'EC ci supera. La sosta è prevista tra il sesto e il settimo, quindi adesso praticamente, tra pochissimo. Da fare, la macchina non c'è però. C'è perché è la miglior macchina, però non la sento agile e scattante come l'altro anno. Dopo ve lo assicuro, la difficoltà è l'ultimo dei problemi, il 5% può cambiare un decimo, proprio farla grande. Per carità, forse hanno aumentato la difficoltà base, questo ci sta, però comunque non ha senso. Ma mi sento la macchina veramente messa molto male. Tanto qua stiamo lottando con Charles, zio porco. Stiamo lottando per il quinto. Guarda che roba! Qua l'ho rischiata. No, sono nervoso. Collisione con Charles, scusami Charles. Male, malissimo, raga. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti. Ricciardo supera anche i problemi per Leclerc. Si è fatto superare da qualcuno, Charles. Mi dispiace, ma non potevo permettermi di perdere un'altra posizione. Stiamo guidando male, scattosi, proprio non mi piace. Dai, voglio la notte adesso, deve diventare giorno con le medie. Deve cambiare totalmente la nostra gara, che siamo già 7 secondi. Ma io dico, ma come cazzo è possibile con la macchina che ho? Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. L'altro anno mi sembra di aver vinto, qua. Nella seconda season. Patatrack veneziano. Ad essere il campioncino, essere una pippa obese. Boh. Primi 3 gara a parte. Nessuno va ai box. Condizioni delle gomme ancora ottime. Che bello. Solo l'anno di DRS di merda. Sì, i primi però, boh. Non è ammissibile una roba del genere. Sono già 10 secondi. Bottas già 10 secondi. Deve stare calmo veneziano. Devo star calmo perché sennò veramente butto via il mondiale alla sesta gara. Loro continuano a guadagnare più di un secondo a giro. Misteri della fede. Ho bisogno anche di un po' di fortuna. Deve girare questa stagione. Secondo me una vittoria e può girare. Nessuno va ai box. Oh, tutti tengono le gomme perfettamente. Oh. Vado io, provo ad andare prima. Rischio come indiano. Provo a anticiparle, vediamo se riesco a guadagnare qualcosa, ma la vedo alquanto impossibile. Non dare gas. Ok. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Dai. Appunto andiamo prima e vediamo di fare un buon giro. Chiaramente non supero nessuno. Però certo, se arriva la safety car, la gara è finita, se mi arriva adesso.
problema mio è le qualificas. Ero troppo male in qualifica per il momento. E questo mi sta pesando tanto. Tanto Mick va ai box. Mick. Bravo Mick. Vai, spaccate la macchina di Mick per piacere. Guarda, siamo lontanissimi da Mick, mamma mia. Distruggete la macchina di Mick. Adesso vediamo dove andiamo a finire intanto. Vabbè, Mick è già andato. Tutti belli, tranquilli. Chiaramente Mick è stra in fuga. Forse vinciamo il costruttore, ragazzi. E anche il piloti, ma non col Cume. Ah beh, se Mick vince il mondiale sono felicissimo. E possiamo anche mandarlo a fanculo. Quello che devo fare l'ho fatto, cioè volevo fargli vincere un titolo anche a lui, però lo sta vincendo prima lui di me, la cosa mi fa rodere un po' il culo. Siamo appena alla sesta gara, però comincia a vincerne un po' troppe Mick. Noi non stiamo neanche girando malissimo, sinceramente, però non basta. Ahimè, non basta. Oh. Ragazzi, è entrata la safety car, ma ho paura di dover mettere le hard. Assolutamente le hard. Porca miseria. Non sarà facile. Speravo di poter fare le medie. Mick è ai box per la sosta. Mamma mia, che do coglioni però. Ok, qualcuno ha già fatto la sosta, quindi sarà durissima. Perdo anche posizioni. E adesso vediamo dove finiamo. Dai, mica non ti box 10 ore fa, per piacere, non... muovi te, manco male. Fuori, esci ora. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. 11esimi. E siamo con neanche con un vantaggio di mescola. La vedo molto la lotta, ma... Male, ragazzi. Se superiamo Giovinazzi è già tanto, ho paura, Abbastanza incredulo e scioccato. Facciamo una fatica a fare qualsiasi cosa in una gara come la Spagna, che siamo iper favoriti sulla carta. Invece Mick sta volando. Sembra sia secondo però, perché davanti c'è una Renault pazzesco. C'è Perez. Renault devastanti comunque. Adesso vediamo se riusciamo a guadagnare un po' di posizioni. Vediamo se sono in grado. Veramente non mi conviene più sviluppare le capacità di Mick, perché sennò già è quasi imbattibile. Lungo, zio Ken, zio Ken. Ecco, e perdo 50 anni. Niente da fare. Yes, Giovinazzi, via. Mi risupera il Giovi, evviva.
Giovinazzi, ma guarda che è pazzesco. Ok, via libera. Ma sono io che non sono tranquillo, c'è poco da fare. Quando sono nervoso sbaglio tantissimo. Infatti nelle prime 2 stagioni pochissime volte problemi di contatti, robe così. Ed era sempre colpa comunque degli avversari. Adesso ci sto mettendo anche del mio. Stiamo guidando male, male, male. Insomma, avere questi problemi in Spagna è pazzesco. Mi aspettavo un podio come minimo. Siamo decimi. È come un ritiro praticamente, un punto. Chiaramente tutti sono già andati ai box, non c'è storia. Non c'è, so come sia possibile, perché insomma non avevo perso tanto dagli altri, anzi. Albon, adesso sto tentando di superare anche Gasly, ma... One disaster, raga, one disaster. Senza ritmo, senza velocità, senza tutto. Il disastro è servito. Safety car che mi ha penalizzato in maniera incredibile. Adesso tutti quanti fanno una sosta però, cioè, non capisco, boh. Sto facendo anche buoni intertempi, insomma, però non basta. Neanche per prendere Stroll, cioè. Poi quando sbaglio qua in chicane mi odio. Neanche il sesto posto non arriva. Dai, Kumena te la svegliata, madonna del signore. Almeno sesto per salvare. Oh, il primo settore lo faccio da Dio. Ma poi basta però. Bisogna lavorare molto sulla macchina ancora. Per quanto siamo la prima potenza, possiamo ancora fare qualcosa di aerodinamica e telaio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Attenzione, il Come ci prova bloccaggio. Bloccaggio di Stroll, ma veneziano forse ce la fa. Il problema è che Mick sta vincendo. Mick vince il mondiale. Mick, sono contento perché vinciamo la costruttori. Però vince il mondiale prima del fondatore Kume. È un po' incredibile, Beppe. Adesso un Magnussen. C'è un giro e mezzo. Non si riesce a prendere la sesta piazza almeno. Si è ritirato una Williams. Ma risultato veramente inaspettato in negativo qua in Spagna. Tutto potevo pensare, ma non una prestazione del genere. Male, male, male. Io pensavo a un podio iper sicuro e mica addirittura il fastest. Mick sontuoso. Per il momento non c'è storia, non c'è partita. E non so se riusciamo a riprenderci a questo punto, perché qua doveva essere il riscatto dopo il podio olandese, invece. Non arrivo neanche sesto, zio Ken. E Verstappen è riuscito a finire con le medie. Con una strategia che non ho neanche capito, onestamente. Tutto molto curioso. Vediamo se nel final lap come indiano riesco almeno a portare a casa il sesto posto per l'onore. Ma la delusione è tantissima, raga, ma veramente tanta.
Cioè non riesco a superare Magnussen, signori. Devo provarci qua, forse un'occasione ce l'ho. Mamma mia, lui mi ha tagliato di brutto. Ma me la piglio. Non ci credo. Non ci credo. Guarda che roba. Guarda che roba. Mamma mia di culo. Ce la siamo ripresa. Ce la siamo ripresa anche con un po' di arroganza. Ma vaffanculo, va. Almeno un sesto posto che fa niente. Fa solo schifo. Serve a poco. Male. Mondiale già quasi completamente compromesso con un mic così. Se mica questa media posso vincere anche 4-5 gare, cambia poco. In questo momento siamo lontanissimi dal vincere gare e festeggiamo, ma vinciamo tanto. La Comenda GP come scuderia sta vincendo tante gare, ma non con me adesso. Ma vaffanculo, va. Cos'è? Ah, sapevo sta cosa. Vediamo cosa è cambiato nella classifica pilota. Allora la vediamo. Risultato per Mick Schumacher. Beh, siamo quarti comunque. Quarti a meno 49, però. Cioè fino a Bottas ci siamo. Mick comincia a volare. Raga, a sto punto, visto che c'è Monaco, facciamo direttamente la simulazione. Guardate la scuderia come è messa bene, ragazzi. Solo che Mick ci sta asfaltando. Ma il weekend, se nel cambio sì. Adesso simuliamo, non faccio neanche le cos'è? Non capisco sta roba nuova, devo un attimo leggerla perché sono troppo incazzato, sinceramente. Ok. Avanza qua, tanto ripeto, non riesco a fare neanche le robe settimanali qua a Monte Carlo, quindi sinceramente mi sono rotto il cazzo. Simuliamo e vaffanculo. Forse le qualifiche devo farmele per forza? Bravo. Dopo c'era l'Azerbaijan, era... so cazzi. Su qua perderò altri punti. E dopo devo cominciare a svegliarmi. Mi devo allenare di più, sinceramente. Vabbè, faccio le qualifiche io e dopo ci becchiamo. Chiaramente ultimo, simuliamo, ciao. Dai, un po' di culo, ma niente, tanto finisci ultimo. Diamo un'occhiata alla No, classifica. no, hanno sistemato sta cosa, grazie. E qua sarà la nostra, questa sarà la nostra rivincita. Siamo sempre quarti, recuperiamo qualcosina. Costruttori, a cazzo perdiamo in realtà. Perché le Mercedes hanno fatto prime e terze, ma saliamo sul podio e vaffancuore davanti a Mick. E ancora più vaffancuore, ci sarà il riscatto. Dopo questa simulazione clamorosa. Raga, un saluto nel comandone veneziano. Dopo tante delusioni, un po' di gioia, simulando. Ma comunque gioia, perché Monte Carlo la simuliamo sempre, fioi. Ciao!